Buonasera e benvenuti. Siamo all'interno dello spazio Verlendis di Venezia, in particolare nella cornice suggestiva del padiglione Grenada, curato da Daniele Radini Tedeschi in occasione della 61esima Biennale d'Arte di Venezia. Qui con noi è il maestro pittore italiano Maurizio D'Andrea. Buonasera a tutti. Benvenuto maestro. Grazie. Grazie per la sua presenza qui oggi perché l'occasione che ci vede qui riuniti è la presentazione del lavoro pittorico Esisto dentro firmato dal maestro D'Andrea. Prima di passare a quella che è una descrizione formale e poi a dare le linee interpretative che il lavoro chiaramente ci suscita, voglio introdurre brevemente quelle che sono le linee di ricerca artistica, l'approccio pittorico del maestro, ma anche la sua ricerca tematica, perché questa naturalmente ci dà proprio i capisaldi per comprendere al meglio il lavoro in presentazione. Il maestro D'Andrea ha una biografia particolarmente articolata su più fronti. Infatti la sua biografia parla di pittura, approccio materico-gestuale in particolare, ma soprattutto dell'unione della pittura con quelle che sono delle tematiche ricavate da due tematiche fondamentali, anzi meglio due campi disciplinari. Da un lato la geologia, il maestro infatti ha una formazione ufficiale in scienze geologiche, e dall'altro lato un fortissimo e profondissimo interesse per quella che è la psicanalisi, prima ancora che la psicologia. Cosa succede? Da un lato, quindi partiamo dall'origine, già a 16 anni il maestro ha un primo approccio con la pittura, che è un approccio caratterizzato da una gestualità diretta. Infatti lo strumento principe all'epoca era proprio tattile, ovvero era una pittura sperimentata nel senso sensoriale del termine, quindi il colore è sovrapposto, mescolato, stratificato direttamente con le mani, e successivamente è avvenuto un approccio più naturale con quelli che sono gli strumenti canonici del mestiere, quindi ora il pennello, la spada o altri strumenti. Quindi questo aspetto di rapporto diretto con la materia è una cifra che resta immutata nel corso della carriera del maestro e che ritroveremo fra poco nel lavoro. Dall'altro lato, il maestro espande la linea dell'orizzonte, non si ferma soltanto al piacere di creare qualcosa, ma ritrova poi nei suoi studi successivi delle tematiche importanti che hanno a che fare col primordiale in tutti i sensi, a 360 gradi. Che cosa voglio dire? Da un lato, gli studi geologici pongono l'accento sul concetto di materia primordiale in forme di movimenti terrestri, sotterranei, superficiali, che hanno lo scopo proprio di, all'interno degli studi geologici, sottolineare quello che è stato il percorso della Terra, quindi dalla sua nascita, dalla sua origine, di cui chiaramente ancora conosciamo molto poco, e nel mentre fra questo spazio primordiale originario e quello che vediamo oggi c'è tutto un processo. Allora questo diventa già un tema che rivedremo nella pittura del maestro, ovvero il presentare un processo in corso senza necessariamente dover ricorrere a un esito scontato come quello di una forma definita e netta. Questo parallelamente si va a unire alla predilezione per gli studi psicanalitici. Il maestro infatti approfondisce nel corso del tempo lo studio della psicanalisi freudiana, lacaniana e così via, ma anche junghiana. Quello che è il tema dell'individuazione trova riscontro, ma anche quello dei simboli dell'inconscio dettati da Freud sono tutti elementi che ritroviamo. Ma in che senso? La psiche, gli stati psichici sono tutti dei movimenti interiori che il maestro appunto vuole mettere su tela, perciò la sua tematica va ben oltre l'espressione di un'emozione, di uno stato interiore individuale, ma vuole parlarci di quell'inconscio, quindi di quel represso, quel regresso che viene a galla attraverso dei movimenti primordiali, quindi lontano nel tempo, il primordiale geologico, ma soprattutto dentro di noi, in una dimensione lontana dall'aldilà del quotidiano,
che noi invece sperimentiamo tutti i giorni. Quindi cosa significa questo? Che nei lavori del maestro troveremo sempre questi tre elementi: gestualità e pittura materica, da un lato poi lo studio dell'inconscio e la traduzione in quella che è una pittura sì di gesti ma che vuole suscitare il movimento, il ritmo, l'accumulazione, di segni. Quindi è il processo psichico che il maestro vuole sottolineare. Tutto questo poi porterà, ho piacere di citarlo, nel 2022 alla fondazione di un movimento artistico che, cito, è il movimento artistico introversico radicale, di cui il maestro è a capo e che vuole proprio rappresentare l'apice dal punto di vista della sua manifestazione concreta di una linea di ricerca che parte da molto lontano. Dal punto di vista stilistico, infine, la pittura del maestro rientra perfettamente nel quadro dell'astrattismo lirico informale, chiaramente nutrito da quelle che sono tematiche assolutamente contemporanee e da un approccio che vuole comunicare qualcosa che accomuna tutti, non solo chi crea. Detto questo, passo a una descrizione del lavoro. Come già sottolineato, il lavoro del maestro non vuole presentarci una forma definita, piuttosto un processo interiore, quindi un lavorio dell'inconscio. E questo come si traduce? In ampi campi cromatici, colori saturi, forti, sia violenti che anche tenui, con quelle che è un'accumulazione, una stratificazione di segni che però sfuggono al riconoscimento di forme ben definite. È come se il ritmo della composizione nasca direttamente dal colore, dal segno e inviti continuamente l'osservatore a farsi coinvolgere da questo vortice di forme, segni, colori, stratificazioni. Riusciamo a riconoscere qualcosa, soprattutto la simbologia del serpente, da interpretare in senso freudiano, ma mi permetto anche di dire che qui troviamo un raccordo, lo definisco ctonio, cioè terrestre, perché il serpente con le sue spirali rappresenta l'oroboro, cioè il serpente che si morde la coda, è il simbolo dell'infinito, ma anche del rapporto fra ciò che sta ai primordi, al centro della terra, e la superficie. È anche il simbolo del femminile, della sessualità femminile, e sappiamo bene quanto la psicanalisi freudiana si sia incentrata proprio su queste tematiche. Quindi il maestro ci vuole riportare, a mio avviso, all'interno di un movimento circolare, caotico, fatto di sovrapposizioni di segni, di cromie, che proprio va ai primordi di ciò che è stato finora definito trauma, represso, anche il tabù, banalmente, cioè quello che nella società non può essere discusso, ciò che viene rimosso ma che ritorna. Inoltre, come avevo già sottolineato, si tratta di un processo inconscio di creazione, non perché questo sia estemporaneo, ma perché attraverso la pratica pittorica, la ricerca tematica, poi vuole mettere sulla tela il movimento dell'inconscio, quindi la pittura si fa portatrice di questo messaggio, si fa movimento inconscio. Per dirla con una definizione coniata dall'artista stesso, è un'immaginazione creativa inconscia. Concludo sottolineando la valenza interpretativa sottolineata dal titolo. Il titolo è Esisto dentro, ma questo dentro dove potremmo collocarlo? Perché è un dentro la sfera dei colori, è dentro il simbolo, è dentro l'archetipo, è dentro l'inconscio, è dentro la superficie del lavoro, al di là di essa, al di qua dove ci troviamo noi, dentro di noi? È una domanda che a mio avviso il maestro sapientemente ha voluto lasciare aperta. Quindi gli osservatori, gli ammiratori dell'opera potranno individuare essi stessi i confini di questo dentro. Magari sono più sconfinati di quello che si potrebbe ipotizzare. Detto questo, voglio passare la parola al maestro D'Andrea, sia perché mi piacerebbe saperne di più di questo processo creativo inconscio,
ma anche per sottolineare un aspetto molto importante della linea di ricerca del maestro che non ho citato prima. Quella della pittura è una esperienza che rappresenta un linguaggio, il privilegiato per l'espressione del maestro, ma non solo. Questi è anche scrittore e autore di monologhi teatrali che sono rappresentati al teatro, e quindi mi piacerebbe anche sapere dal maestro stesso quali sono i confini, gli orizzonti di linguaggi diversi che portano però lo stesso messaggio, lo stesso tema. Prego maestro. Allora, per quanto riguarda il processo creativo, io penso che alla base di ogni processo creativo ci sia un'urgenza imminente, e quindi ogni quadro è una sintesi tra un'urgenza sovrastante e un atto di esistenza, perché ogni quadro per me rappresenta un atto di esistenza dell'inconscio e un atto di esistenza anche della ragione. Quindi questo quadro, esisto dentro, è un atto di esistenza della psiche. È la psiche che a un certo punto dice alla ragione: io esisto, e lo faccio attraverso i miei simboli, e lo faccio attraverso le mie forze, e lo faccio attraverso le mie immagini archetipe. Per quanto riguarda i miei linguaggi, sicuramente la pittura è il mio linguaggio per eccellenza, è il linguaggio dove ho raggiunto l'acme, ma io esprimo i miei studi sulla psiche, quindi su Freud, Jung, Lacan, ma anche altri, anche attraverso la scrittura, e sono anche autore di monologhi teatrali. Ho pubblicato 2 libri con la Cartago Edizioni, in cui il primo libro, l'opera non nasce, accade in noi, in cui sostengo che l'opera vada a completarsi nella mente dei visitatori. Quest'opera è diversa, diventa un'opera diversa a seconda di chi l'osserva, e quindi si completa nella mente di ogni osservatore. Quindi l'opera non accade, non nasce, accade in noi. E poi ho scritto anche un altro libro, Nel dubbio qualcosa da dire, sempre per la Cartago Edizioni, in cui ipotizzo che alla base delle mie opere, o di un certo tipo di opere d'arte, ci possa essere il dubbio. Quindi l'arte, quindi l'opera, possa essere la sintesi del dubbio, e il dubbio possa essere il motore. Mi esprimo anche attraverso sono anche autore di monologhi teatrali, dove c'è sempre la psiche come tematica principale, ma mi occupo anche di aspetti del quotidiano, anche aspetti molto importanti come la solitudine, la libertà, tematiche molto importanti, e chiamo questi monologhi teatrali, li chiamo OCI, cioè osservazioni civiche introversiche, cioè delle osservazioni che partono da dentro, che vanno a richiamare la logica, la postura e la direzione del mio movimento, il movimento introversico, radicale, artistico, fondato nel 2022. Io la ringrazio. No, grazie a lei, grazie per averci illuminato questi aspetti che, possiamo dirlo, restano sempre inconsci, perché il pubblico, il critico hanno il privilegio di vedere l'opera già finita, però la parte del processo, tutto il lavorio che c'è dietro, invece secondo me desta una giusta e meritevole curiosità. Io ringrazio voi e ringrazio lei per la presentazione critica. Grazie. Veramente lodevole e perfetta. Grazie mille. Voglio concludere sottolineando come questo lavoro di corrispondenze fra l'inconscio e il pubblico, fra i simboli e gli archetipi, sia perfettamente inquadrato all'interno della tematica generale del Padiglione Grenata, cioè la poetica delle corrispondenze desunta da Baudelaire e scelta dal curatore Daniele Radini Tedeschi, che ringraziamo sia per la curatela del padiglione e per la selezione di questo lavoro a tema.
Grazie ai presenti, grazie a tutti, grazie alla Start per l'allestimento e l'organizzazione. E concludiamo insieme all'artista ringraziando. Ringraziando e buonasera a tutti. Buonasera.